Scatman's World. Bella raga, attenzione del comandante veneziano, allora si fa subito con la Vexala Motorsport, la Max Squadra, dove ho vinto un titolo piloti con Antonov e costruttori. Fa un lavoro per migliorare le strutture, 8 milioni di euro, complimenti raga, complimenti. E ragazzi, io non posso migliorare nulla perché devo tenermi un po' di soldi per il momento e aggiorniamo solamente quello che abbiamo. Speriamo sia la scelta giusta, Fioi, non posso rischiare di perdere troppi soldi. Dobbiamo aggiungere Milano a Milano, circuito che mi trovo bene. Però, quanti ne abbiamo? 9 voti. Ne mettiamo 3 però, non voglio metterne di più. Ok. 3. Contro Anderson. A favore Bullington, bell'uomo Bullington. Simpson a favore, oh yes. Astensione per Martino Pozzi. Johnny Di Marco, abstention. Joachim Wagner a favore. Astensione per la piccola Maria. Contro la Nesterova. Contro Felix, attenzione. E si va a vincere, però si vince, si vince. Ok. Regole. Ok. Vabbè, fanculo. E adesso si va ad Doha, ragazzi, per cercare di fare un'altra bella centro telemetria per la Kruger Motorsport. Ok. Non è sempre ottavo superiore, non voglio rischiare. Quindi con questo cambia poco. Montatura componenti, soddisfa entusiasta opinio. Qua c'è sta roba che non capisco il perché ho sto problema, vabbè. Comunque dai, tutte le migliorie ce le ha, che ha poca affidabilità a Pigno, questo lo dobbiamo concedere, però per il momento voglio migliorare completamente l'affidabilità di Gustavo Costa. Dedichiamoci a Costa perché Pigno comunque, Pino, per me è Pigno ragazzi, è il mio Pigno. È una merda, fino a 0 punti, un ritiro, un disastro. Buono ragazzi, ci becchiamo dopo le qualifiche. Ragazzi, disastro assoluto con Costa stavolta, le qualifiche proprio non riusciamo a farle bene. Pino 13esimo, Gustavo Costa addirittura ultimo. Eh sì ragazzi, è arrivato il disastro a Doha. Non bene, non good proprio. Non... niente, non siamo riusciti a fare un cazzo. Sarà molto molto dura. Ok. Quindi le medie comunque le mettiamo sempre dopo, chiaramente. Oh, e l'assetto insomma è anche bello, però niente. Errori su errori in qualifica e vaffanculo. Cominciamo con le morbide. 10-12 giri. Ok. E qua lo stesso. Dobbiamo fare un miracolo vabbè, insomma, lasciamo perdere, dai, non è semplice, raga. Vediamo Pino cosa ci conviene. Pino Silvestre. Guarda Antono, grande Antono quarto. Sono tutto per lui. Vai Fioi. E inizia il Gran Premio di Doha. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Vada Pino, ragazzi. Pino Show, ragazzi. Pino Show. Costa 19esimo. Vabbè, per il momento sarà così, lo sappiamo. Lo sappiamo che facciamo sempre fatica se partiamo male all'inizio. Dai Pino, dai Pino. Ragazzi, continuiamo. Ok. Vai. Allora, adesso possiamo anche abbassare un po' qua. E anche qua. Teniamo, visto che è basso il consumo carburante. Possiamo anche tenere così. E adesso vediamo. Pino e nono, il buon Pino. Adesso dobbiamo tenere le gomme, ragazzi. Sapete, questa è la mia strategia, ragazzi. Fare un primo stint, diciamo, tranquillo. Bloccaggio per Gustavo Costa, questa non ci voleva. Vabbè. Non ci voleva questa, purtroppo. A sto punto tiriamo al massimo con Costa, tanto non c'è...
Tra poco dobbiamo andare ai box. Anzi, vediamo se riusciamo a tenere magari ancora un pochino, dai. Ne siamo già al 40%, però no good, no good. So, prima andiamo ai box, peggio è, però che con le medie abbiamo anche un aumento di prestazione, quindi... Ok. Pit stop, allora. 15-17. Ok. Strategia veloce. Ok, vai Costa. Adesso possiamo andare anche Pigno. Vai Pigno. O Pino. Per me è Pigno, però lo sapete ragazzi. E strategia veloce. E adesso Costa deve fare un bel lavoro, eh. Dai Costa. Pino è ottavo, ma adesso deve andare ai box, Pino. Purtroppo sono anche il primo ad andare ai box, questo è un po' un problema perché consumerò le gomme prima degli altri e sarà durissima sta gara ragazzi. Ho paura che con Costa sarà quasi impossibile andare a punti. Dai P, dai Costa. Dai Costa crociere. Adesso Costa deve fare un gran stint, deve consumare poco le gomme ma allo stesso tempo essere bello veloce. Dai Costa, tu puoi tutto, hai vinto le prime due gare, 20 punti tondi tondi. Possiamo fare ancora meglio se vogliamo. Sono importante tenere le gomme perfettamente. Nono Pino. Problemi al motore. Bisogna abbassare i giri del motore purtroppo a Pino. Bravo Costa che sta recuperando molto bene senza consumare troppo le gomme. Incidente per la Cavalcanti. È fuori la Cavalcanti. È fuori. Amanda Cavalcanti. Che bello vedere Antonov secondo. L'abbiamo valorizzato noi ragazzi. Costa fa fatica però. Costa fa fatica. Dai ragazzi, dai Costa. Puoi recuperare se vuoi Costa. Costa se vuole può recuperare. Che purtroppo gli altri hanno le gomme fresche, quello è il problema. Pino ottavo, bravo Pino. Vai Pino, spingi di nuovo. Costa 12esimo. Noi dobbiamo seguire Costa perché è il leader del mondiale ragazzi. Pino è settimo ragazzi. Pino, il riscatto di Pino forse. Staremo a vedere. Costa è 11esimo intanto. Giro record della Balcasar che in una recente intervista ha detto mi manca tanto il cume e il suo manubrio. Ho detto cioè, mi dispiace vecchio, non è colpa mia. Venti giri alla fine. 20 giri alla fine. Dai Costa crociere. Comunque Pino è sesto in questo momento, non male. Costa nono. Anzi decimo. Questo è lo stint decisivo chiaramente. Questo è il tipico stint comendiano che deve andare bene. Carburante lo teniamo così, va benissimo. Le gomme per il momento le voglio tenere su giallo. Non ho alternative. Pino è sesto. Cioè, gli altri sono ai risparmi addirittura. A parte Monroe. Dai Costa.
Purtroppo Costa sta usurando le gomme un po' di più. È un dato di fatto questo. Ai ai ai, errore di Costa, 11°. Questo non ci voleva proprio. Problemi in diversi punti. Mallettone, ignoriamolo. Mamma mia, siamo messi male. Oh oh. 17 giri alla fine. Pino è sesto. Dai Costa, dai Costa. Niente, non ci siamo ragazzi, non ci siamo. Pino è sempre sesto. Hai pit Costa. Per 17 giri. Ok. Vediamo se cambiamo questo componente. Beh dai, cambia niente. A sto punto andiamo e vaffanculo. Vai Pino. Pino deve dare tutto adesso. Ok, Costa è 15°. Adesso con Costa risparmiamo all'inizio per poi cercare di non andare più ai box. Vediamo se è possibile. Dai Pino, dai Pino. Pino per il momento è nell'ultima posizione utile. Pit stop per Pino, anche lui carburante. Ok. Pit stop veloce. Vai. Pino ai box. Adesso arriva Costa, vediamo Costa. Costa sempre 14°. E vaffanculo. Niente, ma problemi dappertutto oggi, non c'è niente da fare. Oggi il Cume ha problemi dappertutto. Tanti hanno le gomme finite. Costa è 11°, siamo lontanissimi purtroppo da tutto. Adesso devo tenere il più possibile le gomme e pregare ragazzi. Ora si prega. Carburante devo tenerlo su alto e neutrale le gomme. Sempre 11°. Pino ha problemi. Molto bene. Costa è sesto adesso. Costa è sesto ma deve fare tutti i giri. Così la vedo una cosa dura. Becker alle soft ma non può durare fino alla fine secondo me. Stiamo calmi. Costa, tu stai tranquillo, stai buono. The Wolf e la Monroe puntano a tenere per poi andare con le soft. Sarà durissima ragazzi. Pino è quinto. Il buon Pino è quinto. Settimo Costa. Costa deve fare un miracolo, la vedo molto dura. Pino tanto è sesto, perde una posizione, bene. Perché Becker e Anton vanno alle soft. Noi siamo con le medie. 10 giri alla fine ragazzi. Costa è sesto per il momento. Pino quinto. Purtroppo paghiamo delle qualifiche obbrobriose, se così si può dire. Le gomme si stanno consumando in fretta purtroppo,
E mancano 10 laps. Costa è quinto, quarto, Pino. No, quinti e quarti siamo. The Wolf e la Monroe hanno le gomme perfette adesso. E sono primi e secondi, quindi loro vanno a vincere sicuro, primi e secondi al 100%. Tra un po' posso rialzare i giri del motore, le gomme purtroppo no. Sarà quasi impossibile, ragazzi, io ve lo dico. Qua ci supera anche. No, non ci supera per fortuna. Stiamo lottando con le unghie e con i denti. Attenzione. Mamma mia. Non ho parole. Devo cambiare tutto per cioè, pazzesco. Pazzesco, è ancora troppo. Pino purtroppo è così, dobbiamo accettarlo. Costa è quarto, mamma mia quanto sto rischiando anche con Costa. Tanti problemi, quarto, Costa sarebbe perfetto un quarto posto, ma la vedo impossibile con le gomme così. Risparmio. Dobbiamo risparmiare le gomme, ragazzi, oltretutto. Pino è anche sfortunato, Pino, bisogna dire, Ultimissimo Pino. Povero Pino. Vogliamo il ritiro della The Wolf, di The Wolf e Monroe. Un po' di fortuna, no? Niente. Vai Costa. Dai Pino, regalaci il fastest lap, Pino. Mamma mia che sofferenza, ragazzi. Costa il 37%, non ce la può fare. Non ce la può fare purtroppo. A 5 giri dalla fine devo andare ai box. Dio Cristo, vabbè. Carburante. Non posso permettermelo, fioi. Preghiamo il signor. Costa terzo, ma dobbiamo andare ai box. Costa terzo, ma dobbiamo andare ai box per forza, purtroppo. Alla fine è andata male, ragazzi. Forse non andiamo neanche a punti, staremo a vedere. Quarto, quinto. Quarto, siamo ancora quarti, benissimo. È andata bene perché anche tutti gli altri vanno ai box. Vai Costa, adesso devi dare tutto. E adesso devo dare tutto. Per fortuna sono andati ai box anche gli altri. Vai Costa, regalami tutto. Possiamo conquistare. Però abbiamo l'alettone andato. Forse potevamo cambiarlo. Piccolo errore ancora. Però deve andare ai box Becker. Becker è finito, signori. Becker ai box. Siamo terzi. Siamo in zona podio. I primi due sono a 21 secondi. Cioè, praticamente sono impossibili. Va bene così, va bene così. Pino 18esimo, Pino è proprio fuori da... Cioè, Pino ha la macchina che fa da cagare, ma prima devo sviluppare completamente quella di Costa. Questo è l'obiettivo, signori. Andrebbe benissimo il terzo posto, ragazzi, sarebbe perfetto. Dopo due primi posti. Sto anche un po' recuperando da Monroe, però è chiaro che loro ce la possono fare tranquillamente. Come è giusto che sia, anche meritano loro, però grande... Oddio. Ritiro per Lisandro Cruz. Sto recuperando anche tanto in realtà. Pino i punti non li vedrà mai probabilmente.
Cazzo, abbiamo il secondo... Oddio, abbiamo il secondo a portata di mano. Stiamo calmi. Relax, relax. Vediamo se il Cume si inventa l'ennesimo capolavoro. Costa è secondo, ragazzi. Costa è primo, ragazzi. Costa è primo e manca un giro. Costa è primo e manca un giro. Questo può essere il capolavoro definitivo. Ma relax. Relax, Cume, relax. Pino è morto praticamente. Mamma mia. Povero Pino. Ma vai Costa. Chiaramente lo stiamo seguendo anche poco adesso con Pino, perché ragazzi c'è un'occasione di vincere la terza gara consecutiva con Costa. E questa è dell'epico. Questa è dell'epico. Winner! Yuhu! Questa è per te. Terza vittoria consecutiva. Mamma mia ragazzi. Mamma mia cosa sto combinando. Su questo gioco devo dire che sono forte però, Su questo finalmente è un gioco dove il Cume è un pro. Sporo, sono merdone. Senza sviluppare la macchina. Costa mi va, vabbè, Pino, vabbè. Pino l'abbiamo un po' lasciato così. Bravo Costa, yes! E sono 3 consecutive come Schumacher nella prima vittoria del Mondiale 2000. Yes, yes, yes! Mamma mia Costa, ragazzi, che animale. Manca solo Modi. Bravo Modi, sboro Modi con la macchina finita. Dalle stalle alle stelle. Portiamo a casa anche achievement. Mamma mia che soddisfazione. Però il giro non riuscivo mai a prendere. Cioè, partivo... Ah, perché partivo ultimo, cioè ragazzi. Cioè, da ultimo a primo. Cioè, veramente... Sì, cioè, veramente un Cume imbarazzante, da quanto è forte. Giro della The Wolf, ok. Costa, c'ho 3 vittorie consecutive, siamo a più... mamma mia, più 16 su Mattias The Wolf. Pino... Pino è ultimo, me lo godo, Pino. Bravo Pino. Pino, devi portare pazienza. Quando riuscirà a sviluppare perfettamente la macchina di coso, del buon vabbè, ciao. Di Costa ci sarà anche qualcosa per te. Raga, una roba grande proprio, cioè il capolavoro definitivo, veramente. Capolavoro definitivo. Ok. Perdiamo sempre soldi, questo mi piace. Ok. Posta. L'arazzato, vabbè. Aggiornamento condizione vettura, vittoria della gara. Yes! Costa distrugge gli avversari. Raga, sotto il comandone veneziano, prossima gara Phoenix. Siamo fenomenali. Ciao!